Giudice arbitro da Catania, la signora Chiara Intrico. Giudice arbitro da Catania, la signora Rita Sorrentino. Giudice di partenza settore maschile da Messina, la signora Stefania Albo. Giudice di partenza settore femminile da Catania, la signora Anna Pozzolo. Servizio di monitoraggio
vinto il nuovo record regionale categoria cadeti. Complimenti Arianna!
ora l'intervento alla 6 della società Nino Ferrito, corsia 7 Beatrice Latina della San Clemi, corsia 8 della società latinice troviamo Alessia Ferraro.
arbitro della Polisportiva Mimmo Ferrito, anche per Daniele Barrelli Mimmo Ferrito, per Sergio Alessandro Barbaro, alla 4 Andrea Di Piazza, Polisportiva Mimmo Ferrito, per 6-5 Manuel Di Stefano, Fredo Swim, alla 6 Otello Peramo Sicilia Roto, Sicilia Roto, alla 8 Daniele Coltono, Polisportiva di Palermo.
diretti con la polisportiva Pippo Pellicco.
circolo di Pirognito, la Roberta, Paperina, Augusta, ossia 5 anni alla Rosa, Diego, 6, Arance, Scoperta, all'otto Teresa Stracuzzi, Unità. Ricordo che al termine dei 200 metri da palla procederemo con la premiazione dei 100 metri misti femminili. Pertanto ricordo alle atlete Sofia Guglielmino e Anna Zampulla, Caterina Mara, di recarsi in zona polo all'esame tecnico della Sport ripeto, Sofia Guglielmino e Anna Zampulla e Caterina Mara in zona podio, grazie. Numerato nella seconda serie corsia 1 Maria Paola Lacchi, Tipo Ferrito, alla 2 Ginevra Costanzo Poseidon Swim, corsia Reggiana Grazia Idranuoto, alla 4 Giorgia Moceo della Sun Club, corsia 5 Germana Legata Polisportiva Nadir, alla 6 Giorgia Rinaldi Poseidon Swim, corsia 7 Linea Apertura della Polisportiva Tipo Ferrito, alla 8 Desiree Napolitano Idranuoto.
adesso presentiamo le atlete della prima serie 200 metri Farfagna.
società sportiva Mimmo Ferrito dei 200 metri farfalla femminili con il tempo di 2:14:40 ha conseguito il nuovo record regionale categorie assoluti. Complimenti Ludovica. E adesso procediamo con la premiazione dei 100 metri misti femminili. Terza classificata con il tempo di 1:07:25 lotta per la Poseidon Swim Caterina Amara. Seconda classificata con il tempo di 1:06:00 lotta per la Tennis Club Match Ball Siracusa Arianna Zappilla. Prima classificata medaglia d'oro con il tempo di 1:05:98 lotta per la società Sport Club ed era Sofia Guglielmino. Ricordiamo che con il tempo di 1:06:00 l'atleta Zappilla Arianna della società Tennis Club Match Ball Siracusa ha conseguito il nuovo record regionale categoria cadetti. Complimenti a tutte le ragazze e ad Arianna. Sono in acqua gli atleti della quarta serie per il 200 metri dorso maschile, Marcello Gioia Seminara, 2 sabato venerdì, sempre numero piccolo, 4 Francesco Russo, così 5 Francesco Verona, 6 Antonio Brughetti, sia 6 Cristian Bozzuli, alla 8 Alessandro Pisio, della Poseidon Swim. Monteranno invece nella terza serie quest'uno, Leo Benedetto, alla 2 Fabio Lusso, ossia 3 Alessandro Martella, Swim Power alla 4 Raul Penna, Idramodo, ossia 5 Lorenzo Valenti, Idramodo
Procediamo ora con le premiazioni dei 200 metri di farfalla femminili. Sono pronte alle prove di partenza da quello della quarta sede dei 200 metri urbana femminili. Corsia 1 Martina Raspatti della Sport Corea, alla 2 Silvia Paolino, corsia 3 Melia della Idramoto, corsia 4 Erika Margherita Sicilio, alla 5 Sabella Rocca Carola Felice, alla 6 Marta Fluca Palermo, corsia 7 Marisol Superi della Unime, corsia 8 Leia Pette Coste, Dennis Club, Meccipol, Siracusa.
Lottano nella terza serie corsia 1 Sofia Bambina Buscadello. Alla 2 Sara Lucido. Alla corsia 3 Martina Mirabella. Alla 4 Simona Di Fiore. Alla sportiva Maria. Corsia 5 Martina Rattazzo. Idranuovo, corsia 6 con Salonia 5 Giorgia Ciocofeo. Alla 8 Riletto Uliani. Francesco Ravisani, Federico Sterpello, di avvicinarsi in zona proprio per la protezione del 200 per il dorso. Grazie. È stato ritrovato il cartellino di Lorenzo Loretti della società della segreteria. Lotteranno nella seconda serie corsia 1 Parla Milione Sanfrecco da 2 Stefani Ciocca, Tennis Club Matchball Siracusa, corsia 3 Chiara Campagna, Maghera, la 4 Ginevra d'Arrigo, Idranuoto, corsia 5 Ludovica Russo, Idranuoto, alla 6 Alisia Benzone, Idranuoto, corsia 7 Giulia Garzone, Mimmo Ferrito, alla 8 Zuaiuta, corrispondeva Sportiva Berea.
Giulia Renzo Zuma, qualsiasi Alessia Bernaro della Canice, alla 7 Elena Gilberto Sanzet, versione americano, come sportiva a dire.
Attenzione l'atleta Claudia Sant'Oscuro della Polisportiva Mimmo Ferrito con il tempo di 2:31:72. Nei 200 metri rana femminili ha conseguito il nuovo record regionale categoria juniores. Complimenti Claudia! E adesso procediamo con la premiazione dei 200 metri dorso maschili. Terzo classificato medaglia di bronzo con il tempo di 2:06:52, moto per la Federico Scarpello. Secondo classificato medaglia d'argento con il tempo di 2:06:51, moto per la società La Fenice, Francesco Ranzati. Primo classificato medaglia d'oro per la Museo Massima con il tempo di 1:59:40, Rommel Gabriele Bosco. Sono già pronte per ripartenza gli atleti della quinta serie. Ossia 3 Ettore Falchi, 29 Matchball Siracusa, da 4 Francesco Gensabella, Iran Club, ossia 5 Giovanni Ferreri, sono sportiva in Torino. Alessandro Rizzo, ossia 4, Salvatore Cannavona, 5 Mario Maiocco, ossia 6 Samuele Bonasera, 7 Matteo Carnabucci. Moderato nella terza serie opzione Piano, Spagna Andrea, 3, Andrea Romeo, ossia 4, Piero Renato, Federico Braccato Moseno, ossia 6 Cristiana Mara Apol, alla 7 Giovanni Trujillo, ossia 8 Daniel Contorno, Polisportiva Badir. Operano nella seconda serie, ossia 1, Gabriele Pregnato Rosedo, la Giulia, Pulire, Rosedo Swim, ossia 3, Cristiano Lacuzza, 5 Rosedo, alla 4, Mario Rispetto Unimen, ossia 5, Gabriele Carizio, 26 Matchball Siracusa, 6 Alessandro Buscema, 5 Rosedo Figlio, ossia 7 Spagna
E adesso presentiamo gli atleti della prima serie di 50 metri stile libero. Corsia 1, Diego Bosco Poseidon Swim. Alla 2 Diego Natalia Poseidon Swim, corsia 3 Jean Marchione, polisportiva Nadir. Alla 4 Gianluca Messina, Sport Ravelosse, corsia 5 Domenico Costarella Unime, corsia 6 Diego Magri Poseidon Swim. Alla 7 Leonardo Chisare Poseidon Swim, corsia 8 Giorgio Sportalo, polisportiva Nadir. Gli atlete Giannaferro, Alessia, Ferraro e Claudia Santonoscito sono attese in zona podio per la premiazione, grazie. Insieme a un tecnico della polisportiva di Montevideo. Premiazione 200 metri in rana femminili. Terza classificata, medaglia di bronzo con il tempo di 2:40:29, volta per la società Giuliano Giada Ferro. Seconda classificata, medaglia d'argento con il tempo di 2:39:11, volta per la società La Felice, Alessia Ferraro. Prima classificata, nuovo record regionale categoria juniores con il tempo di 2:31:72, vota per la società polisportiva Ferrito Claudia Santonoscito. Proseguiamo ora con la quarta serie dei 100 metri d'orso femminili. Ed ecco che sono partite in questo momento le atlete in corsia 1, ha diritto alle mondial 2 e
17 Martina Travagliaro. Voteranno invece nella terza serie corso 1 Gaia Arancio della Presenza 2, Giuliana Goragliani in nuovo corso Reggiana Nobile. Si può prendere alla 4 l'attrice Franzulli di Sanford, corso 5 tra Ginestra Nino Ferrito, alla 6 Ginevra Fiorentino Nino Ferrito, corso 7 Elena Barbarello Sicilia Nuovo, all'alta settimanale polisportiva Matirra. Nella seconda serie corso 1 nella Provincia della 2 e Luigi Gavini di Copiapito Corsia 3 della Caselli Poseda alla 4 Manuela Pietrarossa il 12.00 5 Virginia Auguriano Nico Federico la 6 31 0 Giuseppe Maria Riolio Sport Andrea alla 8 Sofia Bellotto Sicilia Nuovo. Ricordiamo che al termine della prima serie 5 metri d'orso procederemo con la premiazione dei 50 metri stile maschile. Pertanto siamo attesi in zona poli Domenico Coscarella, Giorgio Scortaro e Posto, oltre il titolo dell'ultimo. Facciamo la premiazione. Dopo. Lasciamo. Forse è maschile. Allora è cattiveria.
Sorry. E adesso presentiamo gli atleti della prima serie. Corsione Alice Zappa, Scottone Perea, 2, Miguel Sicino Nuovo, Corsione Serena Lobo Corriere, alla 4, Caterina Mara, Sono i loro migliori tempi. Poseidon Swim, Corsia 5 Lessia, Bullimino della San Cioè, praticamente con le alla corse a seconda di Salvo, Cusperro, le corse a 4 ora loro. Tenniscale Match Corsi Ragusa, la 8 Leonora Sant'Angelo, Poseidon Swim. Buono, lasciati buono. Sandesi in zona podio, Mostrelli Domenico, Spartano Giorgio Bosco Daniele. È pure vero che corsia 6 quella pure si sta guidando, eh? Ciao, Ulteria. La prima, dalla virata. No, cazzo. Vero, cioè. Ha vinto quella persona. Non nulla finale. Di volte, 3 secondi. Formazione 50 metri, stile libero maschili. Terzo classificato con il tempo di 23,77. Nota per la Poseidon Swim, Daniele Bosco. Secondo classificato medaglia d'argento con il tempo di 23,72. Nota per la polisportiva da dire Giorgio Spertaro. Primo classificato medaglia d'oro con il tempo di 23,56. Nota per la società Unime, Domenico Costarella. E adesso presentiamo la prima serie degli 800 metri, stile libero maschili. Possiamo loro, Francesco Ramsardi, La Fenice, Maria Andrea Capostagno, La Fenice, Possiamo Andrea Primavera, Idratogo, alla Corte Luciano
Pare che lo sei, allora. Ricordo che al termine degli 800 metri stili si procederà con la operazione del giro del bronzo femminile, pertanto Caterina Mara, Gaia Alessandro, Alice Zappanai, zona 9, grazie.
È stato ritrovato il tesserino di Ferraro Ventoletti della sportiva di Montenegro. Valentino Lorenzo pensa con un tesserino della società di Rosso della linea pronta della segreteria. Severino quando la scheda scrivi adesso al nostro canale. Adesso presentiamo la prima serie dei 35 stili libero femminili. Versione Chiara Faraci nello fermito, alla 2 Roberta Rizzo Libero, versione Federica Silvia nello fermito, alla 4 Gaia Piccione, la Felice, versione 5 Giuliana Lenti
accelera ora e ce la fa. Dove parti? Quando secondi nei comandamenti? Ah no, scusa. Promozione 800 metri spirito maschile. Terzo classificato di 8, 13 e 35 l'ora per la società Idremoto Andrea Rivera. Secondo classificato per il tempo di 8, 12 e 38 medaglie d'argento l'ora per la società polisportiva Federico Tiziano Triboni. Primo classificato nota per la società Unime con il tempo di 8,09,85 medaglia d'oro per Antonio Balastrelli. Sono i blocchi di partenza gli atleti della quarta serie dei 100 misti maschili. Cadirra, Antonio, incidenti operativo sia Teresa Cassiano, Giuseppe Giovanni Rodriguez, queste 4 Giuseppe La Sala, Marco Ferrito, sia 5 Spane Sempre, Sportivo alla 6, Giulio Messina, Poseidon Zitto, sia Riccardo Romano Poseidon, alla 8 Alessandro Ultamauro della Polisportiva di Monte Unito.
Corsiere Cesare Rappisacca, Corsiere Roslina 4, Simone Russo, Corsiere 5 poi Stefano Rosella della 6, Marco Sonace e Nino Ferrito, Corsiere 7 Pietro Cimino, Sicilia Roto, all'auto Cristiano Riela, Idranuovo. Lotterebbe nella seconda serie con Seulo Gianmarco Giaspella, Presenta, Maladue, Idranuovo, Rosario Orlando, La Pirna, la 4 Tiziano, Territorio, Lucia 5, Spacco Rossante La Felicia, la 6, Luca Triolo, Poseda, la 7 Santo Poseda, all'8 Diego, Caselli, Poseda, lo Swim.
Ricordiamo che al termine della prima serie di 200 mesi procederemo con la preparazione delle prime 5 stile libero femminili, pertanto ricordiamo agli atlete Federica Silvio, Giuliana Piccione, che i prossimi giocatori sono obiettivi della polisportiva Mimmo Fornito. E adesso presentiamo gli atleti della prima serie 200 misti maschili. Posizione 1, Salvatore Montagna, Scoglio di Andrea, Claudio Domenico, Oscarella, Udine. Posizione numero 6 della Sun Club, alla 4 Gabriele Bosco, Poseidon Swim, corsia 5 Simone Costa, libera nuoto, alla 6 Daniele Carsi, Poseidon Swim, corsia 7 Lorenzo Mago, Poseidon, alla 8 Nimo Zappala, Poseidon.
con la quarta serie dei 100 metri stile libero femminile, corse 1 Vittoria Greco, alla 2 Giuliana Farana, alla 3 Giorgia Rinaldi, corse 4 Nicole Bretania, alla 5 Leonora Costrella, corse 6 Sonia Cucinotti, alla 7 Isia Parisi, corse 8 Lupino. Alla 7 Sara Corsaro della Scopo di Andrea, corse 8 Adesso presentiamo gli atlete della prima serie di questi 100 metri stile libero femminili.
21, Aurora Manfredino il veloce di 21, alla 2 Sara Vespertino della Polisportiva di Copernico, Garcia Reale Russo Polisportiva Nadir, alla 4 Sofia Guglielmino Sport Calderone, alla 5 Giorgia Irene Lumine, alla 6 Ludovica Rocca di Copernico, alla 7 Marcuni Lumine, alla 8 Nicola Piedra Rossa, il 12 001. Last one. Il tavolo della Giulia, come abbiamo il tavolo della Giulia. Lasciamolo. Andiamo. Oh sì, guardalo così. Un po' più stretto, poco poco. Continuiamo il giudice Cristini, ringraziamo per il lavoro svolto durante queste 2 giornate impegnative. Noi continuiamo con le premiazioni dei 200 metri misti maschili e 100 metri stile libero femminili. Premiazione 200 metri misti maschili. Terza classificato con il tempo di 2:07:02 conta per la società Idronuovo Simone Costa. Secondo classificato Valerio Angelo con il tempo di 2:07:84 ruota per la Rosetosima Daniele Garfi. Primo classificato con il tempo di 2:04:73 medaglia d'oro ruota per la Rosetosima Gabriele
Prevenzione 100 metri, stile libero femminili. Terza classificata con il tempo di 58 e 95. Voto per la società, per il Sportiva Sport Club era Sofia Guglielmino. Seconda classificata medaglia d'argento con il tempo di 58 e 33 voto per la società polisportiva Vico Ferrino. Ludovica Racca. Prima classificata medaglia d'oro con il tempo di 58 e 07 vota per la società Unime Emma Arcudi. Adesso procediamo con la classifica società di questo campionato regionale Open invernale categoria assoluto. Quinta classificata con il punteggio di 112 la società